Buona domenica, siamo in Cina! Ma che Cina del cavolo! Benvenuti a Fiori Pianeti dal vostro Jupiter! A proposito di cavolo, il cavolo in latino coalum era considerato cosa priva di valore. Da molte espressioni comuni, infatti, non vale un cavolo, non ti do un cavolo, nel Medioevo fu cibo quaresimale. I segni a cui sono legati sono il Capricorno e l'Acquario. È un po' la pianta di Saturno. È un fiore che può sembrare così, superficiale, senza forza. Invece, curandola, vi darà tanta di quella energia, vi sentirete un po' pepati e andrete al settimo giro. Parola di Jupiter. Ecco la Cineraria, un fiore intrigante ma storico nello stesso tempo. Vediamo perché. Nel Medioevo erano fiori molto apprezzati e facevano da ornamento nelle feste e ricevimenti. L'usanza dell'epoca voleva che i cavalieri lasciassero tra i capelli delle dame questo fiore per tutta la serata. Per questo motivo è la pianta che ha come significato complicità e intesa. Se un uomo regala questo fiore a una ragazza, vuol dire che sì, la mia amante e la mia complice per sempre. È legata a Venere per eccellenza e soprattutto all'amore, ardente e passionale. Tutte le persone che hanno un amore segreto e molto intenso, cercate di stringervi questa pianta a voi, specialmente il segno del Toro e della Bilancia, che sono i segni di Venere per eccellenza, che in questo periodo siete stati un po' abbandonati, vi siete lasciati un po' andare. Amici miei, curatevi la Cineraria e vedrete che il vostro ardore, la vostra passione aumenterà di giorno in giorno, un po' come la sua energia. Parola di Jupiter. I druidi erano i sacerdoti dei Celti. Sostenevano che piantando una pianta, un albero di agrifoglio, teneva lontano i guai. Era un po' come scaccia spiriti maligni. Infatti viene utilizzato un po' come scaccia negatività. Una piccola curiosità, in inglese veniva chiamata Holly, da ciò viene la famosa città Hollywood, bosco di agrifoglio, e il suo significato è eternità e aggressività, data dalle sue foglie pungenti, ma vuol dire anche felicità in famiglia, è legata a Marte e infatti aiuta a essere più combattivi. I segni che lega in maniera proprio particolare sono l'Ariete e lo Scorpione, segni di Marte. Tra l'altro ultimamente siete stati un po' così, un po' scoraggiati dalle energie cosmiche. L'agrifoglio vi aiuta a essere più forti, vi dà quella carica in più per essere più energici. Parola di Jupiter. Il magico consiglio di Jupiter? Portati a casa un fiore, avrà cura di te.